Buonasera da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Clamorosa affermazione di Rita Dalla Chiesa su Rai 2. Mio padre, ha detto, fu ucciso per fare un favore ad Andreotti. Al via a Siracusa l'Expo Divinazione che anticipa il G7 Agricoltura e Pesca. Nel pomeriggio l'arrivo della Premier Meloni. L'esportazione di prodotti agroalimentari italiani, ha dichiarato la Presidente del Consiglio, varrà fino a 70 miliardi. Una Sicilia sempre più green e digitale. Il ministro delle imprese del Made in Italy Urso incontra gli imprenditori catanesi. Trovati veleni nell'ex stabilimento in disuso della Birra Messina, sostanze tossiche, infusti abbandonati tra spazzatura e resti di ritrovi di fortuna di senza tetto, aria irrespirabile a distanza di metri. Sempre grave la crisi idrica al centro della Sicilia. Pergusa, nell'Ennese, si razionalizza ulteriormente l'erogazione dell'acqua una volta ogni 5 giorni, malcontento tra i cittadini. Il ricordo di Rosario Livatino a 34 anni dalla morte per mano della Stidda. Il giudice ragazzino fu tra i primi a individuare il legame fra criminalità e imprenditoria. Il regista Matteo Garrone a Marina di Ragusa racconta il suo cinema e la sua passione civile. Sono dalla parte delle ONG, dice. Il calcio, nel pomeriggio il Palermo pareggia 0-0 in casa contro il Cesena, 4 gol annullati. L'allenatore del Catania toscano suona la carica in vista della sfida di domani a Giugliano. Modica si dimette dopo il pareggio del Messina. Bentrovati. In apertura la rivelazione shock di Rita Dalla Chiesa su Andreotti. Mio padre fu ucciso per fare un favore al leader della DC. Ospite della trasmissione Tango su Rai 2, la figlia del generale assassinato a Palermo 42 anni fa ammette per la prima volta chi è il politico che sta dietro l'omicidio. Andreotti disse a mio padre, riferisce ancora la Dalla Chiesa, che chi si metteva contro di lui era un uomo morto. Una clamorosa affermazione che produrrà certamente molte reazioni. E adesso andiamo a Siracusa, al via l'Expo Divinazione, la vetrina delle eccellenze agroalimentari italiane che anticipa il G7 Agricoltura. Nel pomeriggio l'arrivo della Premier Meloni, che prima dei lavori ha fatto una rapida visita in cattedrale, un momento di raccoglimento nella cappella dedicata a Santa Lucia, ma sentiamo gli sviluppi di questa intensa giornata con il nostro inviato sul posto, Luca Ciliberti, con il quale mi collego. A te, Luca. La Premier Giorgia Meloni è arrivata a Siracusa intorno alle 16:30, ovviamente sistemi di sicurezza con allerta massima su tutta l'isola di Artigia, dove si sta svolgendo l'Expo Divinazione, che prima del G7, appunto, che comincerà il 26, renderà e rende Ortigia un grande mercato espositivo all'aperto. La Presidente è arrivata, dicevo, scortata, blindata, ha visitato la chiesa, ha visitato il Duomo di Siracusa, poi il bagno di folla in Piazza Duomo. Un rapido saluto ovviamente a tutti quelli che l'aspettavano in Piazza Duomo, poi è salita sul palco. Ha tenuto un discorso brevissimo, appena 1 minuto e mezzo, ricordando però, salutando, ringraziando il Presidente della Regione, il Ministro Lollobrigida, che insomma l'hanno voluta proprio questa apertura, ricordando che insomma i dati dell'export dei prodotti agricoli italiani varrà quest'anno, se tutto va bene, 70 miliardi di euro, una ricchezza sulla quale appunto investire. E poi il bagno di folla, il saluto tra gli stand. La Premier non si è risparmiata, è scesa dal palco, ha visitato prima il padiglione della Sicilia, poi ha fatto un lungo giro per tutto il centro di Ortigia fino ad arrivare da dove vi stiamo parlando noi, ovvero al porto, dove ci sono tutti gli stand delle istituzioni, tutti gli stand delle forze dell'ordine. Ha salutato tutti uno per uno, insomma, portando la vicinanza del governo. Adesso tra un po' sul ponte Umbertino la parata che chiude la serata, la prima giornata di questo Expo 2024 Divinazione.
l'immigrazione. Domani almeno 4 ministri verranno qui a Siracusa, quindi un'altra giornata intensa che vi racconteremo appunto sempre in diretta attraverso i nostri TG. A te la linea, Roberta. Grazie Luca, come detto, quindi ritroveremo i collegamenti con Siracusa proprio a partire dai TG di domani. L'ha citato il collega Ciliberti, il ministro Lollobrigida, questa mattina. Difatti il ministro per l'agricoltura e la sovranità alimentare si è presentato appunto anche davanti ai giornalisti dicendosi pronto a incontri istituzionali per risolvere la crisi idrica in Sicilia. Lo ha sentito sempre Luca Ciliberti. Ministro, è inevitabile che questo G7 si confronti anche con la crisi dell'acqua. Ci sarà anche un confronto anche con il nostro governo regionale sulle cose immediate da fare? Come no? Intanto inizieremo oggi parlando con il Presidente Schifani, col collega assessore della Regione, avremo modo di incontrare tanti sindaci per ragionare insieme su quelle che sono le soluzioni, ma soprattutto ci saranno quasi 150 convegni in 10 giorni organizzati dai singoli settori per parlare di ricerca, di scuola, di valorizzazione degli istituti agrari, di possibilità delle istituzioni di confrontarsi con chi conosce i problemi, conosce anche spesso le soluzioni, come applicarle, come risparmiare l'acqua, come riuscire ad accumulare l'acqua, come riuscire a compensare questa drammatica inefficienza che ormai in questa parte d'Italia è stata rappresentata da persone che non hanno portato a termine le opere che gli erano state assegnate. Una Sicilia sempre più green e digitale, polo di sviluppo del Mediterraneo. A dirlo è stato il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha incontrato gli imprenditori catanesi. Eva Spampinato. La Sicilia può diventare, ne sono assolutamente convinto e per questo stiamo lavorando, il polo di sviluppo del Mediterraneo. Il futuro della nostra regione passa dalla sostenibilità ambientale e dallo sviluppo digitale. Ne è convinto Adolfo Urso, ministro delle imprese e del Made in Italy, oggi ospite a Sicilia Fiera, a Mister Bianco, dove ha incontrato gli imprenditori catanesi a fianco del sindaco trantino, dell'onorevole Pogliese e del commissario nazionale alla depurazione Fatuzzo. Sicilia dunque come potenza industriale, protagonista anche nell'agricoltura e nel turismo, con 3 grandi poli industriali. Quella dell'Etna Valle, dove si sta sviluppando un polo della microelettronica grazie anche al nostro supporto, oltre 5 miliardi di investimenti appena annunciati, al cui fianco si sta sviluppando il più grande polo di tecnologia green attraverso Trisan, lo stabilimento di Termini Imerese, il polo della chimica che vogliamo diventi sempre più green, dell'area di Priolo, Gela, Augusta, e lì credo che tra breve ci saranno annunci significativi delle principali aziende. Proprio quest'area al momento è quella che preoccupa di più chi vive e lavora per i noti problemi ambientali legati alle vicende del depuratore IAS e della pioggia oleosa. D'Urso risponde così a chi invoca un intervento della magistratura. Riteniamo che il provvedimento da noi realizzato tiene pienamente in conto la continuità produttiva, assolutamente fondamentale. Cambiamo argomento a Messina, in quello che era lo stabilimento della birra Messina, un blitz della polizia municipale dopo le segnalazioni dei residenti della zona ha fatto emergere delle presenze davvero inquietanti, cioè dei fusti con all'interno delle sostanze molto nocive, ma ci dice tutto Francesco Triolo. Appena sono entrati in quello che era uno degli edifici che componevano l'ex stabilimento della birra Messina, gli agenti della polizia municipale si sono trovati di fronte fustoni pieni di sostanze altamente nocive. Così è stato immediato l'allarme e la chiamata ai vigili del fuoco. Il blitz è scattato in tarda mattinata dopo la segnalazione che da giorni alcuni residenti facevano sulle continue intrusioni e sulla presenza all'interno dello stabilimento abbandonato e da anni al centro di un fallimento e all'asta di senza tette persone poco raccomandabili. E così, oltre ad una quantità enorme di spazzature e giacigli di probabili ricoveri, della notte gli agenti hanno trovato quei fusti con all'interno sostanze tossiche come l'idrossido di sodio e l'idrossido di potassio, sostanze corrosive per gli occhi, la cute e il tratto respiratorio, che possono risultare anche fatali in caso di ingestione, e può essere raggiunta molto rapidamente una concentrazione dannosa di particelle aerodisperse quando disperso. Contatti cutanei ripetuti
ripetuti o prolungati possono provocare anche dermatiti. La Polizia Municipale ha presentato tutta la documentazione in procura ed ha allertato i curatori fallimentari che dovranno provvedere adesso alla bonifica dell'area. Primi interrogatori per gli indagati dell'operazione Irene che ha portato in carcere 10 persone, l'ex senatore Nino Papania e l'ex vice sindaco di Alcamo Pasquale Perricone, accusati di scambio elettorale politico-mafioso, hanno risposto al GIP. Francesco Coppola e Giosuè Di Gregorio invece si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. I reati contestati a questi indagati sono di associazione mafiosa, estorsione e spaccio di stupefacenti. Abbiamo sentito che appunto da Siracusa arriveranno molti ragionamenti, molti incontri per cercare di trovare delle soluzioni alla crisi idrica che intanto però nel centro della Sicilia continua ad essere molto grave, particolarmente lo è in questo momento nell'Ennese. A Pergusa si razionalizza ulteriormente l'erogazione dell'acqua con il relativo malcontento dei cittadini. Veronica Barbarino. È sempre più grave la crisi idrica nell'Ennese. Dopo l'ulteriore riduzione delle portate di acqua in ingresso dall'acquedotto Ancipa alla provincia di Enna, comunicata da Sicilacque, la società che gestisce il servizio idrico sovrambito in Sicilia, Acqua Enna si ritrova a dover razionalizzare le risorse. A Pergusa, pertanto, l'acqua verrà erogata ogni 5 giorni e non più 3 come avvenuto fino ad ora, e per 24 ore, dalle 17 fino alla stessa ora del giorno successivo. Una decisione che farà storcere il naso a molti di Ennalta, che ricevono l'acqua ogni 6 giorni, dalla mezzanotte fino alle 8 del mattino. Intanto il Comitato Spontaneo dei Cittadini Senza Acqua Enna denuncia una politica assente e ha indetto per martedì 24 settembre alle 17 un'assemblea aperta alla popolazione. E adesso al ricordo del giudice Ragazzino, così era stato denominato, l'anniversario appunto della sua morte a 38 anni per mano della Stidda. Livatino fu tra i primi a individuare i collegamenti tra la criminalità e l'imprenditoria. Davide Sarto. 34 anni fa, poco prima delle 9, Rosario Livatino, ribattezzato da Cossiga il giudice Ragazzino, salutò i genitori per recarsi al lavoro al Tribunale di Agrigento. Lungo la strada fu raggiunto dai killer. Nonostante la disperata corsa tra i campi, fu crivellato di colpi. Proprio in questo luogo, appena fuori dal centro di Agrigento, ogni anno vengono deposte delle corone di fiori in memoria di quello che oggi è beato e martire della giustizia. Queste sono occasioni in cui secondo me occorre rinnovare l'unità di intenti, che non deve essere soltanto di facciata, ma rinnovare l'unità di intenti tra magistratura e tutte le istituzioni dello Stato, quindi province, comuni, regioni e Stato, per far sì che possano essere apportati dei miglioramenti al sistema giudiziario nel suo complesso, perché penso che questo sia il modo migliore di ricordare il giudice Livatino. Un ricordo sempre vivo, sempre forte, sempre importante. Il giudice Livatino è una presenza costante nel mondo della magistratura e anche, soprattutto e ancora più importante, nella società civile. Con le sue indagini fu tra i primi, ha detto il ministro dell'Interno Piantedosi, a individuare i collegamenti tra malavita e gruppi imprenditoriali. Anche la Presidente della Commissione Nazionale Antimafia, Chiara Colosimo, ha ricordato il suo impegno, fondamentale per conoscere fino in fondo gli affari illeciti di Cosa Nostra e in particolare della Stidda siciliana, che ne decretò la sua morte. È stato inaugurato questa mattina il nuovo pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Siracusa. I lavori hanno riguardato la ristrutturazione di quasi 500 metri quadri della struttura e la creazione di una nuova holding area di 494 metri quadri, oltre a spazi aggiuntivi per posto di polizia, radiologia con TAC dedicata e una sala d'attesa progettata per favorire il benessere e ridurre lo stress. Noi adesso ci fermiamo. Rientreremo con un inquietante report che riguarda proprio la chiusura, la morte dunque, di tanti negozi, tante saracinesche abbassate. A tra poco.
Bentornati in studio. In Sicilia mancano all'appello 8.500 negozi in 10 anni. L'allarme arriva da Assoesercenti, tra le cause il Covid, le vendite online, la grande distribuzione e il cambio di abitudini. Ma sentiamo le proposte del presidente appunto di Assoesercenti, Salvo Politino. Fare impresa in Sicilia è diventato sempre più complicato, lo dimostrano i dati elaborati dal centro studio di Assoesercenti Sicilia. Basti pensare che da dicembre del 2013 a giugno del 2024 mancano all'appello oltre 8.500 imprese del commercio di vicinato e hanno cessato oltre 61.000 aziende. È un dato drammatico, devastante. Tra i settori quelli più colpiti sono stati l'abbigliamento, che con quasi 14.000 cessazioni rappresenta oltre il 22%, e poi c'è la vendita di generi alimentari che con quasi 17.000 cessazioni rappresenta oltre il 27%. Da notare anche il dato che riguarda le edicole, contraddistinte da 1.300 cessazioni. L'unico settore positivo è quello dei bar e dei ristoranti e quindi della somministrazione. Bisogna prevedere un regime fiscale agevolato per gli esercizi di vicinato e del centro storico, riconoscendo agli stessi una valenza tradizionale, sociale e di controllo del territorio. Ecco perché chiediamo alla Regione Sicilia nuovi bandi che riguardino però solo gli esercizi del centro storico e gli esercizi di vicinato. E adesso cambiamo decisamente argomento. Gomorra, Pinocchio, la pluripremiata pellicola Io Capitano sono solo alcune delle pellicole di successo del regista Matteo Garrone, che è stato a Marina di Ragusa, ha raccontato il suo cinema, ma ha raccontato davvero tanto della sua passione civile. Sono a favore, ha detto, di chi soccorre in mare. Veronica Barbarino. Trasporta il pubblico in mondi complessi attraverso una visione unica e potente. È il regista Matteo Garrone, vincitore del David di Donatello e candidato all'Oscar per Io Capitano. Ospite a Marina di Ragusa del Costa Iblea Film Festival, dichiara un forte legame con la Sicilia, tanto da sceglierla come set di alcune scene del suo film fantasy Il racconto dei racconti, girate nel ragusano. Dalla Sicilia poi viene la vera storia di Mamadou, senegalese emigrato, raccontata in Io Capitano. I film che faccio di solito a volte anche hanno questi aspetti più politici, però diciamo che il più delle volte sono film in cui cerco di raccontare storie che riguardano l'uomo, i suoi conflitti, le sue passioni. Impedire di conoscere il mondo e di cercare opportunità migliori è una violazione dei diritti fondamentali dell'uomo e sulle troppe vittime in mare non può non esprimere un pensiero. Sono a favore di chi salva le vite umane in mare, sicuramente sono a favore delle ONG e penso che il lavoro che fanno è importantissimo. Ci fermiamo ancora in chiusura del telegiornale, una ricca pagina dedicata al calcio, e cominceremo con il darvi la notizia dell'ultima gara del Palermo. Ve lo anticipo, è finita 0-0. A tra poco. E siamo al calcio. Il Palermo oggi pareggia, c'è un ennesimo pari, insomma, in questo caso con il Cesena, finisce 0-0 al Barbera. Pensate che ci sono anche stati ben 4 gol annullati in un pomeriggio dove il tributo del pubblico nei confronti di Totò Schillaci è stato certamente la nota di grande emozione della partita. E adesso la Serie C. Il Catania giocherà domani in casa del Giuliano Toscano, che ha presentato la sfida in conferenza stampa. Potrà contare su Celli, inserito nella lista dei giocatori utilizzabili. Sentiamo.
Giorni importanti in casa Catania. Dai 3 incontri ravvicinati si potrà capire ancora di più il valore dei rossazzurri. Prima del doppio impegno casalingo della prossima settimana c'è la trasferta di Giuliano. La squadra di Toscano potrà contare su un innesto in più, se così possiamo dire, della lista dei giocatori utilizzabili. Infatti adesso fa parte anche Alessandro Celli, difensore acquistato dal Catania nel mercato di riparazione della scorsa stagione e convocato da Toscano anche per la prima partita di Potenza contro il Sorrento. Il difensore reintegrato indosserà la maglia numero 3. Toscano ha ribadito anche in conferenza stampa quanto creda al suo gruppo. L'impatto che oggi mi dà la squadra è che c'è un potenziale che può giocarsi qualcosa di importante se cresce continuamente. Noi in questo momento dobbiamo essere concentrati e focalizzati sulla partita di domani, che è molto importante per la nostra crescita e il nostro miglioramento. Dopo la partita, in base alla partita si fanno tante valutazioni dopo. Mi riferisco soprattutto all'ultima partita che hanno fatto col Cerignola. Il Giuliano dopo il primo tempo è stata una squadra che ha messo sotto il Cerignola. L'allenatore rossazzurro vuole far arrivare l'organico tutto allo stesso livello di preparazione, mentre in casa Giuliano Bertotto ribadisce il valore dei rossazzurri. La Catania è una squadra top per la categoria, una squadra attrezzata, una squadra sicuramente con dei giocatori molto forti, allenati molto bene da un tecnico capace che stimo particolarmente, anzi gli faccio i complimenti per quello che ha fatto l'anno scorso con il suo Cesena, ha vinto un campionato con grande forza e di sicuro non è una cosa scontata. Pareggio 2-2 per il Messina ieri sera al Franco Scoglio contro la Casertana. Fine gara, Modica ha presentato le sue dimissioni irrevocabili, respinte però da Sciotto. Sergio Colosi. Nella serata dedicata a Schillaci e Argurio, il Messina brilla un tempo e si spegne nel secondo. Casertana al quarto pareggio in 5 giornate, mentre i giallorossi dopo il Potenza regalano altri 2 punti. In sala stampa il tecnico Modica si dimette, ringrazia e saluta tutti. Sciotto respinge le dimissioni, ma il futuro è sempre più nero. Primo tempo a senso unico, il Messina domina una Casertana inesistente. Dopo 43 secondi Petrungaro di testa sblocca la gara. Il finlandese Salomà fallisce l'impossibile da quasi metri zero dalla porta e Luciani raddoppia sulla verticalizzazione di uno scatenato Petrungaro. La gioventù costa meno, ma prima o poi si paga a dazio e il Messina di quest'anno, più che mai in linea verde, è l'esempio classico. Carretta si porta a spasso Ortisi e Rizzo prima di battere Curtosi. La squadra va in tilt, Modica ritarda i cambi e il pareggio è questione di minuti. Al 32esimo il contatto tra Bakayoko e Manetta vale il rigore che l'ex Damian trasforma dopo la prima respinta di Curtosi sul palo. Un punto che fa male ad entrambi, al Messina rimontato e alla Casertana senza vittorie, e ancora di più al difensore campano Bacchetti, al quinto giallo in altrettante giornate, con la squalifica di un turno dietro l'angolo. Difficile se non impossibile fare peggio. E con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona serata.